Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Fioi, siamo all'ultima gara in Mar Nero, abbiamo 4 milioni e 8 di debito perché ho migliorato il cambio, lo rischio 70% di affidabilità ma è 2,53 ed è molto molto più forte. E qua è fondamentale il cambio, siamo in casa di Antonov che purtroppo ha sviluppato il gioco d'azzardo, quindi il morale è un po' basso per quest'ultima gara. Ragazzi, la situazione è questa, abbiamo la sfida è praticamente con De Oeste, scusate. Certo, se piove sono cazzi, speriamo siano sbagliate le previsioni. Nella costruttore abbiamo un più 10. Dobbiamo sfruttare il fatto che il Balca è comunque parte ultimo in griglia ed è veramente una bestia spettacolare. La cosa che mi fa male però è che purtroppo non posso, devo ritirare l'offerta a questo pilota. Guardate che bestia, 3 stelle e mezzo già. Vabbè, fiori. È italiano anche, purtroppo non ho i soldi, pazienza. Pazienza, speriamo di non perderlo. Vabbè, è giusto così. E niente raga, lo lasciamo qua a Mar Nero, tempesta per le prove libere, piovoso in gara, ripeto spero di no perché cioè, purtroppo Anton lo fa cagare con la pioggia. Consumo gomme molto alto ma molto basso il carburante, ok. Ragazzi, ci becchiamo per prove libere, l'occasione è veramente devastante, possiamo vincere tutti e due i mondiali al secondo anno e chiaramente dopo puntare al campionato Asia Ragazzi Pacifico. Ci siamo, prove libere i primi secondi con l'asciutto ma adesso piove, con Anton una strategia aggressiva nel senso che ho messo 3 carburante per 3 giri in meno e vediamo, però Anton sulla pioggia lo sappiamo che è scarso, speriamo bene raga. Andiamo. Ho fatto la setta da solo perché devo concentrarmi bene, sono veramente teso, eh. Questo gioco è una droga, Fioi, veramente. Vai, Fioi. Ultima gara del mondiale. La chance di vincere tutto o la chance di perdere tutto. Vai, Antonov. Dai, voglio subito De Oeste fuori, alla prima curva. Niente, Antonov se non parte, ma ragazzi, cioè Antonov è veramente un coglione però, in partenza. Niente da fare. Niente da fare, non c'è niente da fare, il coglione deve sempre fare le cagate. Vediamo se si dà una svegliata. Perché dov'este parte... Va, mamma mia. Mamma mia. Poi cominciamo un attimo a tenere. Di Oeste è una roba devastante. E di Oeste è già 11esimo il figlio di Troia, sai, è pazzesco. Antono 14esimo. E di Oeste tira veramente come un disperato, eh. Tanti già i box. Di Oeste ha consumato un po' le gomme più di me, però vabbè, insomma. Di Oeste in risparmio. Dai, Anton, De Oeste è più forte con la pioggia, non c'è niente da fare. Bloccaggio per De Oeste, questo è un colpo di culo, De Oeste veramente ha perso le gomme adesso. De Oeste deve già andare ai box. Dai Kume, strambi ai box. Anche De Oeste ai box. E adesso Anton deve tirare il più possibile. Ah, bloccaggio anche per Anton. Ma vai a cagare Anton, sei un coglione di merda. Guarda, guarda invece il nostro Balca che è forte, la nostra Balca che è forte, devo andare ai box, ma vaffanculo, va. Ok, carburante. Lotteremo con... Allora.
Ok, fammi ragionare. Condizione gomme, aveva sempre 16 giri, quello lo sappiamo. Mettiamo carburante per 11 giri, devo fare così. È veloce. Devo stare davanti a De Oeste. Chiaramente Gerard dov'è? Gerard è nono, però. Vediamo se la strategia è giusta. E siamo davanti a... No, siamo dietro a De Oeste. Porca puttana. È davanti a noi, ma guarda che sfiga, oh. Proprio un figlio di Troia, però, eh. La cosa è abbastanza ufficiale. Il bulk è sempre tranquillo. Per il momento teniamo. Possiamo anche spingere adesso, diamo tutto. Antonov 11esimo. De Oeste nono, però. Bravissimo Antonov, dai Antonov. C'è solo De Oeste adesso. Adesso la Balca può tirare a sbrega, dai. De Oeste sesto, puttana troia. Oh. Quanto forte è quella merda argentina, Dio Cristo. Cioè, ed è in risparmio anche, che macchina ha, fioi. Beh, va bene. Ora sto zitto che è meglio. Attenzione bloccaggio per la nostra Kika. Siamo sempre sulle intermedie, 17 giri. Potrei anche finire la gara, forse. Vabbè, Antonov sesto comunque. De Oeste è andato ai box. De Oeste è andato ai box. La Valca, vediamo come esce. Seconda, attenzione, perde tema. Guarda se devo... Antonov, sei una merda. Ma perché devi sempre bloccare le ruote, Dio Cristo? Antonov quinto. Dai Antonov, deve vedere tutto adesso. Deve essere 13esimo purtroppo. Bloccaggio di Gerard. Pit, allora. Ok, ok. Andiamo ai pit. Dopo però secondo me ne dovremo fare un'altra. A sto punto. Vediamo, mancano 16 giri. Ok. Veloce. Rischiamola e ciao. Tanto ne faremo un'altra, sono sicuro. La Balca è prima. A questo punto però possiamo tirare, allora se siamo... Se ne facciamo un'altra tiriamo con la Balca. 11esimo. De Oeste ottavo. Adesso con Anton dobbiamo tirare... Ma dai Anton, appena entrato mi fa il bloccaggio, vai a cagare. Va. Dopo arriva sempre il sole, sì, ne facciamo un'altra. Possiamo tirare a cannone adesso con tutti e due. Dai, la strategia è giusta secondo me. Sul Balca è primo. E c'è De Oeste. Adesso dobbiamo spingere. 13 laps remaining. De Oeste ai box. E adesso dobbiamo dare tutto, Antonov. Se vuoi il mondiale dobbiamo dare tutto.
Deo Est è ancora le intermedie però. Boh, questa non l'ho capita sinceramente. Il Barca, il Barca le sta vincendo tutte, sì. Non l'ho capita la scelta di Deo Est, potrebbe essere la fine di Deo Est, Fiori. Antonov quinto. Tutti mettono le intermedie ancora. Umido sta calando in maniera incredibile. Giro migliore della Balca. Antonov sta prendendo tempo però. La pista è sempre meno bagnata. Deo Est è nono. Dieci giri alla fine. Rogers mette le medie. Adesso le mettiamo. Sì, sì, tutti mettono le medie. E godo. Mancano 9 giri, perfetto. Bilanciata. Vai Antonov, vai Antonov. Media anche per la nostra chicca spagnola. Ok, vai Antonov. Antonov è quinto. Adesso però calma con le gomme, Antonov, perché... Deo Est è undicesimo, Gerard nono. Tutto nelle nostre mani, ragazzi. Deo Est ha messo le super soft, la rischia Deo Est, eh? Ok, la barca può gestire tranquillamente. Per il momento. 7 giri mancano. No, stai buono, eh. Mamma mia la Deo Est. Cristianone. Antonov è quinto. Strategia perfetta del Cume, adesso tocca a loro. Adesso tocca a loro. Mamma mia Deo Est come vola quel figlio di troia schifosissimo. Scusate ragazzi, sono tesissimo. Deo Est sta volando. Aspetta un attimo. Allora, da Deo Est. Allora, noi siamo quinti. Deo Est è nono. Può farcela, sì, sì. Può fare che Deo Est starà consumando le gomme a cannone, immagino. No, in realtà no. Vabbè, adesso vediamo. Deo Est è sempre nono. Il Balca, mamma mia, il Balca è un fenomeno incredibile. Deo Est è sempre nono. Devo stare un po' attento col carburante. 4 laps, 4 laps. Deo Est è ottavo. Tra poco devo tirare, eh. Deo Est ha le gomme finite per fortuna, però... Con la barca non serve rischiare 3 giri alla fine. Deo Est ha le gomme usuratissime. Stiamo zitti ragazzi, stiamo zitti. Il Balca è in completa gestione. Quanto tempo sto perdendo davanti a Rogers. Ok. Adesso posso usare.
Col Balca non serve. De Oeste ottavo. Bravissimo Antonov. Final lap. Final lap, vediamo tutto al final lap. Ragazzi, forse siamo campioni. Stiamo calmi. No, cazzo, non è ancora il final lap. Porca puttana. Per Balca, grandissimo Balca, terza vittoria di fila. De Oeste nono con le gomme finite, ragazzi. E vinciamo tutti e due i mondiali. Siamo campioni! Siamo campioni! Siamo campioni! Nessuno ce lo può strappare questo titolo. Siamo campioni, ma voglio l'ufficialità, fioi. Voglio l'ufficialità. Ma cioè, ragazzi, la Balca, tre vittorie consecutive, ragazzi. Ragazzi, voglio... No, fioi, sono... dammi la gioia, dammi la gioia. Che al secondo anno li vinciamo. Ma comunque ho trovato una pilota devastante, eh. Controlli auto, niente scherzi. Primi e quarti. Ah, punti doppi, vabbè. Oh cazzo. No, vabbè, non penso che... No, nessuno può darmi fastidio. La Balca vince, grandissima. Siamo campioni del mondo! Del campionato europeo. Calma, fioi. Grandissimi. 174 punti, più 7 sud e oeste. E vinciamo anche la costruttori, ragazzi. Al secondo anno è fatta. Ce l'avevo fatta, ragazzi, c'è emozione grande. Il secondo anno adesso arriva difficilissimo, però, eh. Ma intanto è fatta. Sì, cazzo. Molto, molto bene. Arriva qualche soldino. E siamo campioni del mondo, ragazzi. Campioni del mondo. Cioè, insomma, campioni europei, vabbè, su quello che è. Però sto troppo esaltato, figlio. Ci sto capendo un cazzo. Mamma mia, che vittoria. Comunque alla 17 ha fatto... Cioè... Mamma mia. Grande la Balca. Campioni del mondo. Scuderia perfetta, vai di bonus. Campione del mondo. Sergei Antonov a 33 anni, complimenti. 2 vittorie e 3 podi. Marchetto. Classifica costruttori. E si gode. Premio in denaro 13 milioni. Totale punti 336, perfetto. Big money per il QF. Posta. Base di suggezioni di condizione vettura, intervista. Beh, sì, accettiamo. Un pilota di talento immenso, sì, bisogna assolutamente dire, sì. Vabbè, bravo pilota che ha vinto il mondiale, cioè ha vinto il campionato. Cazzo vogliamo di più. Ho vinto il titolo. Sì. Sport più 50, ciao Fioi. Non so come che siete, abbiamo dato un monoposto tanto brillante questa stagione, il titolo europeo, una situazione incredibile, grazie davvero, continuiamo così anche nella prossima stagione. E vittoria della gara, Fioi. Ragazzi, si sono esaltato alla grande, raga, un saluto al comandone veneziano. Ho fatto veramente un miracolo. Poi comunque non avevo la macchina più forte, però anche l'intuizione finale della Kika Balcasar mi ha regalato costruttori. Comunque grande anche Antonov. In questa gara ha fatto tutte le scelte giuste ed è Cristiano De Oste è andato a fare in culo. Ciao campioni d'Europa!